Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su FIFA 14, finalmente è arrivato anche FIFA 14, il mio portafoglio è sempre più vuoto. Allora raga, oggi partiamo con la previsione di Inter-Fiorentina, facciamo una previsione così tanto per cominciare, ma dal prossimo video si parte con l'Ultimate Team raga. Il primo video sarà lo spacchettamento delle figurine pacchetti oro, così per cominciare la squadra. Ma adesso andiamo con la previsione Inter-Fiorentina, io chiaramente sono la Fiorentina perché insomma da buon milanista insomma non se la faccio proprio a tenere l'Inter, e andiamo. E gustiamoci questo FIFA 14. E gustiamoci FIFA 14. Dai Jored, mi raccomando Jored. Premi start per giocare. E ci siamo raga. Siamo su FIFA. Andiamo. Livello campione. Borja Valero. Ambro. Finora l'Inter ha giocato alla grande, ha vinto 7-0 col Sassuolo, anche la Fiorentina ha giocato un bellissimo calcio, però ha perso Marietto Gomez. Rossi, per Ilicic, attenzione subito. Partita bene la Fiore a San Siro. Pizarro, dai Pizarro, Pizarro di tacco per Valero, per Ambrosini che prova il numero Ambro ragazzi, super Ambro. Devo un po' riabituarmi dopo le tante partite a PES, attenzione Nagatomo, o Nagatomo. Per Palacio, Palacio. Bravo Rodriguez, no, sbaglia tutto Rodriguez, Kovacic per Nagatomo. Grande Fiore e andiamo. E poi ripartire la Fiore, Ilicic, purtroppo la Fiorentina è orfana di Cuadrado e Gomez, queste veramente sono due assenze pesantissime. Cambiasso per Ricky Alvarez, Neto c'è. L'uomo più sporco del mondo, Neto. Vai Jored. Craccherà Ranocchia per Anda. L'Inter è un po' in difficoltà. Il pallone lo sento un po' meno obeso rispetto alla demo, ma mi sta piacendo molto la giocabilità di sto FIFA. Poi ragazzi, ho visto l'Ultimate Team mi gasa, non vedo l'ora di avere le leggende, speriamo bene. Rossi per Ilicic, prova il tiro, fuori. Attenzione l'arbitro. Ammonizione per Alvarez. Bravo Alvarez, bravo. Andanovic. Guarin. Attenzione a Guarin. Attenzione al Guaro. E c'è il gol dell'Inter, incredibile. Ricky Alvarez di testa. Inter 1, Fiorentina 0. Porca miseria. È in vantaggio l'Inter raga. Mazzarri ha cambiato la squadra. Mentalità diversa, allenamenti diversi. Si vedono i risultati. Fuori gioco di Jored. No, che era Ilicic forse. Sì, era Ilicic. Certo la grafica su PC è più pulita, però cambia veramente poco, FIFA da PC a 360. Però posso giocare più tranquillo, spero, l'online, perché proprio su PC è un disastro con Fraps. Ambro per Rossi. Giuseppe Rossi recupera ancora l'Inter. Sta giocando bene però la Fiore. Andanovic. Cambiasso. Recupera il cambia. Palacio. Torre Palacio a Cambiasso. Cambialto, Fioccia Cambialto, ma Rodriguez c'è. Roncaglia. Fanculo Roncaglia, Fiori. Joaquin cambia gioco, ma recupera ancora Ranocchia. Guarin. Attenzione per Ricky Alvarez per Palacio e l'Inter fa 2-0. Ragazzi, devo un po' ambientarmi, Mamma mia. A livello campione veramente sono diventato una pippa a FIFA.
Speriamo di non giocare così l'Ultimate Team, se no sono cazzi miei, Jonathan, il Maicon taroccato. Il Maicon taroccato, recupera bene Savic. Rossi. Dai Fiore, Borja Valero. Borja Valero. Ilic, madonna. Niente da fare. Mazzarri ha fatto un gran lavoro con l'Inter. Nagatomo per Kovacic. Kovacic ad Alvarez, non riesco a difendere, porca mignotta. Ma no, rimpallo Kumendiano, cazzo è successo? Guardate che bello che è Nagatomo quando prende palla, bravo Nagatomo. Dai Fiori, Cambiasso per Palacio. A Nagatomo vuole la scelta. Comunque c'è poco da fare, la libertà che c'è in FIFA nel movimento non ce l'ha PES, questo è abbastanza oggettivo, mi sembra. Cioè, i movimenti sono molto più fluidi. Guarin, anche se come non si facciano cagare, Maicon taroccato. Alvarez. È la mia primissima partita su FIFA 14, Adesso mi devo allenare bene perché sennò l'Ultimate Team faccio figure di merda. Avevo un bel score negli anni passati, non voglio perderlo con questo FIFA. Borja Valero. Attenzione per Ilicic. La Fiorentina può accorciare le distanze, ma recupera alla grande. Rigore. Punizione, che cazzo è? Punizione di me, ma porca mignotta. Però non meritiamo di perdere 2-0, porca puttana. Attenzione Ambrosini. Ambro sbaglia tutto, recupera Campagnaro. Il Campa se ne va per Palacio. Aguarin. Alvarez. Ricchione Alvarez. Bravo. Cambiasso. Fine primo tempo, una Fiorentina positiva, però siamo in svantaggio. Devo aumentarmi un po' in difesa. Vai. Kovacic, il nuovo Zvonimir Boban, hanno detto. Cambiasso. Pizarro, il comandante Pizarro per Rossi. Jored a Ilicic si sposta. Andanovic c'è. Pizarro di testa, attenzione, recupera Cambiasso. Guarin. Jonathan, il Maicon taroccato. Guarinone. Attenzione a Jonathan, buttala via, bravissimo. Borja Valero. Ilicic. Jored. Joaquin, si è visto poco il Joa. Dai Fioi, dai, madonna benedetta del Signor. Vai portiere. Grandissimo Neto. Attenzione, contropiede della Fiorentina incredibile, un po' casuale, ma sbaglia tu. Devo allenarmi Fioi, Vai. Recupera ancora Anda. Ragazzi, a livello campione il Cumendone si deve allenare, mi spiace, però ci sta, alla fine se vinco tutte le previsioni poi non è bello perché diventa scontato, quindi alla fine va bene così, non bisogna essere dei pro gamer. Rossi, Andanovic ancora. Comunque in attacco stiamo giocando meglio secondo me dell'Inter, però Belfodil entra, ora pareggiamo con Belfodil. Ma dov'è il fallo? Ma dai. Andanovic. Punizione Campagnaro. L'uomo di Mazzarri, Fioi. Mazzarri ha indovinato la squadra, ha dato le motivazioni giuste e l'Inter sta volando.
Dai Ilicic, dalla Borca. Vai Borchino, l'uomo dei 1000 capelli. Valero la mette in mezzo, Ilicic. Anda, recupera. Ci manca lo spunto per il gol. Passa la prima. Craccherà la Nokia. Belfodil. Cambia alto. Bella azione questa dell'Inter i nerazzurri di Milano. Grande netto, calmo rischiato. Rossi. Vai Ilicic. Recupera ancora l'Inter. Alla fine l'Inter non sta rubando niente, ma almeno un golletto per la Fiorentina lo merita. Belfodil. Il Belfo. Per Jonathan. Jonathan. Aia, grande difesa. Si soffre ragazzi, si soffre. Prima aperta su FIFA, non negativissima, però comunque stiamo prendendo le bombe. Niente, l'Inter adesso attacca. Palacio, Torre, Palacio. Attenzione, cambia alto, Cambiasso. Cambiasso, anche lui come Borca Valero, l'uomo dei 1000 capelli. Jonathan. Kovacic. Borca Valero. Ilicic. Vai Borca. Bravo, dai che almeno un gol lo facciamo. Niente da fare. Vabbè, l'importante è vincere in Ultimate Team. Ilicic. Mani. Inquadrato Cambiasso in tutto il suo splendore. Vai Giored. Ammonito. No, Fio è ammonito. L'ha ammonito per la barriera. Non l'ho capita questa. No, punizione di merda. Punizione. Beh, se l'ha ammonito per la barriera è una chicca mondiale. Belfodil. Il Belfo. Ambrosino sbaglia tutto. Niente, l'Inter ormai va a vincere. Però la Fiorentina ha giocato un buon calcio in attacco. Purtroppo ha preso quei 2 gol di merda. Maicon taroccato. E quest'anno i filtranti, che è uno dei miei giochi, non mi sta riuscendo tanto perché hanno cambiato molto sta cosa. Azzo. Recupera il Maicon taroccato. Palacio. Guarino, il Guaro. Grande Neto. L'Inter va a vincere 2-0. Borja Valero. Pizarro. Ragazzi, è finita 2-0 per l'Inter, la previsione comediana. Per la previsione quella vera prevede una partita combattuta. Vedo leggermente favorita l'Inter perché la Fiorentina è in emergenza con Quadrado e Gomez, però spero una bella partita. Raga, un saluto dal Commendone Veneziano. Nel prossimo video Ultimate Team, spacchettamento, pacchetti oro. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.